Il ministro cerca di fare quello che può e deve dopo fare i conti con la maggioranza che c'è e anche con le divisioni che esistono al suo interno e che riguardano pure lì il fatto che ministri siano esponenti e portatori degli interessi del sud piuttosto che di quelli del nord. L'ho detta così in un modo rozzo. È fuori discussione comunque dal mio punto di vista che il ritardo rappresenta una grave ferita nei confronti dei cittadini del Veneto che si sono recati alle urne e che in modo trasversale hanno detto di sì una larghissima maggioranza. Da questo punto di vista bisognerebbe che i politici riflettessero, perché sono abituati a non ascoltare mai chi non appartiene alla loro categoria. Il cittadino però sta reagendo negativamente, basterebbe scorrere l'ultimo rapporto Censis per rendersi conto qual è il tasso del risentimento che circola, in modo particolare tra l'altro in queste terre, una sorta di rancore che serpeggia.